Allora, Stefano Patuanelli, senatore del Movimento 5 Stelle. Naturalmente il Movimento 5 Stelle ha una posizione molto critica e dialettica rispetto a questa maggioranza, una visione sui temi della coesione che è stata anche in passato diversa, avendo ad esempio al centro come uno degli elementi fondamentali il reddito di cittadinanza molto contestato e anche rivisto radicalmente dall'attuale maggioranza. È importante, credo, però la sua partecipazione all'intergruppo e il fatto che su alcuni temi che riguardano le persone e gli individui, i loro bisogni, ci sia una politica che riesce a mettere insieme quali sono le cose che possono mettere insieme il mondo politico e non trasformarlo in questa guerriglia quotidiana a cui assistiamo. Tanto grazie direttore, grazie a Maurizio che inspiegabilmente per il credo quinto anno consecutivo mi invita al meeting dove vengo con grande piacere, e anche se non ci fosse stata questa domanda introduttiva che in qualche modo sottolinea le asperità del confronto politico, volevo proprio iniziare dicendo che auspico che questo tipo di dibattito si possa fare anche in Parlamento con questo approccio, con questa serenità, con questa serietà e con questo grado di approfondimento, perché alla fine hanno parlato esponenti di quasi tutte le forze politiche, ma l'abbiamo fatto lo stiamo facendo con un confronto sereno e nel merito. Io credo che si possa fare innanzitutto partendo da un'analisi condivisa di dove oggi la società italiana ha le maggiori fratture e dove è più necessario intervenire per ricucire la società, e quindi dove c'è maggiore necessità di coesione e quindi di sussidiarietà e di società civile che compartecipi alle ricuciture. E diversi temi sono stati toccati. Io condivido ad esempio l'analisi sul tema della casa. Il Ministro ha detto che una parte eventuale delle risorse potranno essere spostate sul tema della social housing. Credo che sia una delle prime emergenze dove l'elemento critico riguarda tutto il Paese, non soltanto il Sud. Sul tema della casa l'Italia ha una grande peculiarità, che è quella del vedere la stragrande maggioranza dei cittadini proprietari di casa. Questo comporta che il modello dell'abitare è un modello diverso da quasi tutti gli altri paesi, e cercare di importare ad esempio la finanziarizzazione degli interventi immobiliari per il nostro paese è un problema maggiore che in altri stati. E oggi il problema dell'accesso alla casa è un tema emergente, emergente non soltanto per la fascia vicina alla soglia di povertà, è un problema che sta emergendo per il ceto medio che viene espulso dai centri delle grandi città e che deve vivere in periferia perché non può più permettersi di vivere nei centri delle città, e vale per tante aree metropolitane di questo paese. Allora su questo dovremmo provare a fare un ragionamento di come invertire questa tendenza, e penso che possiamo farlo tutti assieme, un elemento che può unire le forze politiche sulle risposte da dare sui territori. Io credo che ci sia un grandissimo problema di coesione sociale, di aspettativa di migliorare la propria condizione di vita. Giorgio Vittadini prima diceva la ricchezza, più del 50% della ricchezza è in mano a una percentuale del 5% della popolazione. Questo è un elemento di frattura sociale, perché se le distanze aumentano è evidente che chi sta male ha come prospettiva quella di star sempre peggio, e chi sta bene ha la prospettiva di star sempre meglio, ma questo aumenta le distanze sociali, e allora credo che tutti assieme dovremmo ragionare su come implementare misure che accorcino invece le distanze della società. Noi abbiamo provato a dare delle risposte come forze politiche anche diverse a questo tema. Non ci metterei, lei ha citato il reddito di cittadinanza,
È evidente che per noi è una misura che aveva tanto senso e che lo ha ancora, perché il mondo del lavoro molto spesso, anche in una fase storica come quella attuale, dove i dati sull'occupazione e quindi come intesi come possibilità di lavoro sono positivi, nascondono però l'esigenza di cambiare molto spesso attività professionale e lavorativa e di avere dei periodi di pausa tra un lavoro e l'altro, dove le persone vanno formate per trovare nuove opportunità e probabilmente alle quali va dato un sostegno che non può essere soltanto quello dell'assegno di disoccupazione, perché non è sufficiente per vivere e arrivare a fine mese. Allora uno strumento universale di sostegno al reddito secondo me è fondamentale. Poi io credo che bisognerà cambiarne quantomeno il nome, perché probabilmente nella narrazione collettiva la parola reddito di cittadinanza ha avuto una narrazione talmente negativa, purtroppo sia nel dibattito parlamentare che in quello sulla stampa, che probabilmente riproporlo sarà sbagliato. Chiamiamolo in un altro modo, troviamo il modo per migliorare alcune delle evidenti distorsioni che ha prodotto, però credo che uno strumento universale di sostegno al reddito sia bisogno e sia necessario, perché sta aumentando la povertà assoluta del Paese. E poi sulla coesione territoriale abbiamo sempre declinato, credo forse da 70 anni, le differenze territoriali come se fossero soltanto un problema nord-sud. Stella lo diceva bene, la senatrice Gelmini lo diceva molto bene prima, oggi non c'è più soltanto un problema nord-sud, c'è un problema tra i centri e le periferie, di disomogeneità dei servizi che vengono offerti e forniti ai cittadini, c'è un problema tra le aree interne e le aree dei nuclei abitati, c'è un problema tra chi abita negli Appennini e non ha più alcun tipo di servizio rispetto a chi abita sulla costa, c'è un problema di insularità, c'è un disegno di legge tra l'altro che proviene dalla scorsa legislatura sull'insularità che vorrei che il governo si impegnasse a portare avanti e a concludere, perché ha bisogno di essere implementato e completato, perché serve un sostegno a chi vive sulle isole, e soprattutto sulle isole minori, non soltanto sulla Sicilia, in Sicilia e in Sardegna. Poi se volete dico anche qualcosa sul ponte dello Stretto, più da ingegnere che da politico, perché è un'opera che da ingegnere mi affascina, da politico molto meno. Credo che su questi temi ci siano gli spazi per ragionare assieme. Si diceva che il meeting è sempre un momento che stimola la positività, ed è sicuramente così. Nonostante questo non riesco a essere ottimista sul futuro della coesione. Sono certo che se c'è la possibilità di implementare strumenti di coesione e di sussidiarietà, si passa attraverso la società, l'hanno detto tutti e io ne sono convinto che sia la strada giusta. La coesione parte dal basso ed è la società che deve essere protagonista. Ho paura che lo stress e le distanze tra tante parti della società italiana siano talmente ampi che oggi non basti più parlare di coesione, che serva qualcosa d'altro e di nuovo che dobbiamo provare a costruire insieme, mettendo da parte gli slogan della politica e le ideologie e la volontà di creare consenso con la contrapposizione, ma per una volta invece di pensare a noi stessi pensiamo al Paese e ai nostri cittadini e cerchiamo delle risposte per loro. Grazie.